Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera amici di Giallo Radio Club. Innanzitutto vi saluto tutti e vi ricordo i numeri per intervenire in diretta se volete: 02 92 94 7222 340 670 9659 per WhatsApp. Allora, Jessica ha un sogno che sta per realizzare: aprire la sua pasticceria di alto livello nella cittadina di Triggiano, vicino a Bari, in Puglia. Un sogno che sta costruendo da anni, con l'esperienza nei ristoranti più blasonati del mondo e con i pasticceri più bravi. E anche lei è brava, lo è al punto che lavora per il celebre ristorante Rémy di Parigi e per quello si imbarca il 5 agosto 2023 su una lussuosa nave da crociera della Disney. Un lavoro di prestigio, l'ultimo in giro per il mondo, secondo le sue aspettative, prima appunto dell'apertura della sua pasticceria. Purtroppo è l'ultimo della sua breve vita. Oggi parliamo quindi di questo mistero incredibile, di questo giallo avvenuto proprio su una nave da crociera e della morte misteriosa di Jessica Disertore, 27 anni, chef di pasticceria originaria appunto del Barese, trovata morta nella sua cabina della Fantasy Cruise Line la notte del 27 settembre 2023. Ne parliamo con la mamma, Patrizia Zonno, con il medico legale Pasquale Bacco e con Isabel, un'amica di Jessica che è in Inghilterra. Benvenuti a tutti e tre. Buonasera. Mi sentite? Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, chiedo per prima cosa ovviamente a mamma Patrizia di raccontarci brevemente proprio chi era Jessica. Jessica era una ragazza molto sportiva, era brava, era una grandissima lavoratrice, aiutava tutti, gli piaceva il lavoro che faceva, era onesta, era bellissima, bravissima, educata. Ed era Ha serena. lavorato per 10 anni fuori all'estero, in Francia, in Inghilterra, sulla Costa Azzurra, a Lussemburgo, Edimburgo. Era serena comunque. Sì, era molto felice di imbarcarsi, non vedeva l'ora di imbarcarsi, di fare questa nuova esperienza. Che era importante. Quando è stata l'ultima volta che l'ha sentita? Di cosa avete parlato? Cosa le ha detto? Mamma, La sto sentiamo male. bene, ho avuto una bella compagnia, sto lavorando bene, mi piace questo lavoro, i miei amici, i colleghi sono abbastanza bravi, educati, mi sto divertendo. Senta Patrizia, cosa ricorda del giorno, in cui le comunicarono cos'era accaduto a Jessica? E poi, soprattutto perché ovviamente siete convinti che non sia stato un suicidio come loro hanno liquidato subito. No, assolutamente. Dov'era A quel noi ci giorno? hanno chiamato, Sì. anzi, hanno chiamato a casa, cioè dicendoci che hanno trovato il corpo senza vita di mia figlia. Noi sinceramente abbiamo chiuso la chiamata perché mio marito ha detto non sono scherzi da Non fare. ci Hanno credevate chiamato più ovviamente. volte Chi è che l'ha chiamata? le risorse umane Okay. di sopra la nave. Mh-mh. Cioè dopo la terza volta hanno detto abbiamo trovato il corpo senza vita di Jessica. Cosa ha pensato? E nella sua cabina a terra. E lei cosa ha pensato subito? Io sono rimasta incredula. Finché non siamo arrivati a destinazione, noi avevamo pensato che ci fosse stato uno sbaglio, che Ma non era nostra figlia, era un'altra ragazza. ma le hanno detto E che cosa? Cioè, è un malore? Si è sentita male? Cioè, cos'è che le hanno detto a telefono? No, non hanno detto
niente, Ah, hanno niente. semplicemente detto che hanno trovato il corpo senza vita di mia figlia. E quindi lei cosa ha pensato in tutto il viaggio andando lì? Ah, giusto, dove è andata poi? Perché la nave si è fermata a Porto Rico dove ha in pratica poi "scaricato" tra Sbarcato con virgolette, un pacco postale il mia cadavere. figlia Sì, e hanno continuato a viaggiare. sì, sì, sì. Qual era la destinazione finale? Orlando, Mh-mh. Quindi hanno continuato tranquillamente per gli Stati Uniti. certo. Mh. E cos'è successo quando siete arrivati? Cosa avete visto? Cosa avete trovato? Chi avete trovato? Ehm, a noi, cioè, a noi ci hanno cioè, siamo arrivati, il console onorario italiano Mh-mh. ci ha detto come si chiama? Che non potevamo vedere il corpo di nostra figlia e c'erano accanto a noi le risorse umane, Della de quelle di sopra sì. la nave. Mh. Cosa? E dovevamo fare il riconoscimento della chiedo Eh, scusa, sì, sì, sono un po' certo, agitata. no, se volete potete parlare anche chi è la sorella? Sì, Po e mia nuora, sì, la potete ringrazio perché sono molto agitata. sì, potete anche parlare no, per far capire bene ai radioascoltatori, ai telespettatori come è andata, poi dopo andiamo dal medico legale che magari andiamo più nello specifico. Però, Sì, vogliamo capire proprio il punto. Voi arrivate intenzionati ovviamente a vedere subito Jessica, però vi dicono che non potete, ma dovete fare il riconoscimento di fatto, come Il si fa sempre. riconoscimento sì, da una fotografia che Come da una inquadrava solo il fotografia? volto di Jessica, quindi in primo piano. Da una fotografia, Non ci perché? hanno permesso sì, non ci hanno permesso di vedere il suo corpo all'inizio. Ci hanno detto solo che il riconoscimento veniva fatto da una fotografia. È stato fatto questo riconoscimento solo dalla mamma e dal papà, perché il fratello per loro non contava niente. Successivamente, il giorno dopo, sono andati dalla polizia, dall'FBI di Porto Rico, Mh-mh. in cui praticamente hanno diciamo visto dei frame, immagini di video in cui Jessica era sempre da sola, Mh. non era mai in compagnia di nessuno. E in questi video, diciamo, Secondo loro non si dimostrerebbero che capisce bene la dinamica del suo tragitto, cosa ha fatto, con chi è stata, se è mai ritornata nella sua cabina, perché non ci sono immagini di lei che ritorna nella sua stanza e a che ora ritorna nella sua e queste stanza. immagini cosa ritraggono? Lei che cammina sul Sì, lei ponte? che cammina nei corridoi della nave o lei che è al bar sempre da beh, sola, E quindi sempre sola. questo secondo loro dimostrerebbe che si è tolta la vita. Sì, dimostrerebbe che lei era sola e quindi depressa e quindi ha fatto questo gesto per questo motivo, quando in realtà non è assolutamente così. Ma mi Perché sembra noi la sentivamo tutti i giorni, la infatti. vedevamo felice, stavamo organizzando tante cose insieme, lei aveva una vita davanti, lo dimostrano tutti i progetti che lei aveva intenzione di Certo, realizzare. voleva aprire la pasticceria, cioè quello era il viaggio per ma tirar su un oltre po' la di soldi. pasticceria, Tanti, tante altre tanti, sì, cose. tanti viaggi con Eh. noi. Aveva Senti già organizzato per Natale che mh-mh, dovevamo stare insieme certo, perché lì doveva scendere il 9 dicembre. sì. Aveva già prenotato che noi dovevamo stare Figurati. E insieme. voi queste cose gliel'avete dette poi a questi poliziotti e loro cosa han detto? Niente, i poliziotti sì, erano un po' diciamo increduli come noi, però erano stati, tra virgolette, quasi costretti a dirci quello E in che effetti nessuno di loro ci guardava in faccia. no, Mh. sì, erano un po' increduli anche loro della situazione, ovviamente, anche perché ci hanno detto che Jessica è stata ritrovata prima in bagno impiccata, Hanno detto tante versioni diverse. Ecco, no, questo è poi importante, questo è importante. Allora, loro vi hanno detto che hanno dedotto che si trattasse di un suicidio perché era stata ritrovata impiccata sì, con che con una cosa? cinta al Con collo. una Questa cintura. cinta è una cinta che faceva parte della sua divisa da chef. Che lei Sì. non ha mai messo, Che non ha Mh. non ha mai mai messo, perché mia figlia non usava cinte. Mh-mh. Nella divisa noi abbiamo anche le foto, mia figlia non usava cinte, la cinta che stava sulla scrivania era nuova, presa da un cartone e messa sul tavolo.
Questa cinta ovviamente nelle foto che noi abbiamo visto alla polizia non era attorno al suo collo, No, ma no. era su un tavolo. No, Noi questo è non abbiamo importante. visto mai mia figlia appesa, No. ma bensì a terra. Eh, L'unica foto che ci hanno E fatto infatti vedere. questa è una cosa molto importante, molto importante. Abbiamo visto un paio di foto di Jessica nella sua cabina, tutta Già a ordinata, terra. pulita, in intimo, Ciò che mia figlia non era assolutamente. in intimo, e non aveva alcuna cintura al collo. La cintura Scusa. era sul tavolo, comodamente, diciamo, sì. adagiata su questo tavolo senza nient'altro, e c'erano i suoi occhiali chiusi e il telefono a E il caricare. telefono a caricare. La sua stanza in ordine. In ordine. Scusate un attimo, parla solo una delle due perché sennò non si capisce niente. Sì. Chi era in camera con lei? Con chi divideva la cabina? Se la divideva con qualcuno? Era una coinquilina che era arrivata da poco, era una responsabile del marketing di nazionalità dei Caraibi, di un'isola, di una piccola isola dei Caraibi, Sì. Trinidad e Tobago. Sì. Lei non ci aveva mai detto il nome di questa ragazza perché vivevano da pochissimo insieme. Però vi pare aveva che detto quella che era con notte lei? non sia stata lì, cioè lei era fuori, è stata fuori a dormire quella notte, quindi è ritornata alle 5:30 e ha trovato il corpo di Jessica e ha allertato ovviamente il medico. Ma Jessica vi raccontava se aveva conosciuto qualcuno sulla nave, aveva fatto amicizia con qualcuno? Sì, ha conosciuto molte persone, in particolare un ragazzo con cui si frequentava, ma da pochissimo. Ecco. Ma voglio dire, era una cosa, Appunto voi non le un'amicizia, niente Certo, di... certo. No, ma io parlo di amici, cioè gente che insomma, Sì, a parte quelli del lavoro ovviamente, no, quindi questo è il quadro, insomma, un quadro abbastanza inquietante perché, sì, cioè uno si suicida però, in ci deve genere essere una motivazione. sì, a parte la motivazione, ma poi, può anche non esserci la motivazione, però il più delle volte almeno si cerca un biglietto, qualcosa No, che assolutamente. No, racconti un assolutamente. suicidio. E poi in genere si sentono le persone, no, quindi se la nave poi se n'è andata, con chi avete parlato voi? Cioè questa qui delle risorse umane è rimasta a terra, almeno. Esatto, sì. E questa cosa vi ha detto, questa persona? Niente, lì praticamente, c'erano sia l'infermiera, Mh. e sia la responsabile delle risorse umane, Lilian, e praticamente loro ovviamente erano perennemente al cellulare, contattando forse i responsabili della Disney per dire tutto quello che accadeva di pari passo, Certo, quello che loro ci dicevano poi lo scrivevano ad altre certo. persone in contemporanea. Ci hanno accompagnato comunque in tutte le tappe che noi abbiamo fatto, quindi sia la casa funeraria, sia la polizia, sia all'istituto di medicina legale, loro erano sempre presenti. Volevano anche entrare nell'FBI, però ovviamente sono state lasciate fuori perché non avevano nessun diritto di entrare con noi. Okay. Adesso chiedo al dottor Bacco, che è un medico legale, che si occupa di tanti casi, tra l'altro, ne abbiamo parlato anche di un altro caso, insomma, di cui si sta occupando. Dottor Bacco, ma la prima autopsia dove viene fatta e, che cosa dice? Se Questo è uno viene dei primi fatta, elementi. se viene fa Sì, no, viene fatta, eh. viene fatta in questa lì dove la povera Jessica viene, come diceva la madre, lasciata dalla nave prima che la Sì? nave vada via. Però ci sono degli elementi, assolutamente incredibili, perché quando si effettua un'autopsia di uno straniero in una sede appunto all'estero, si dovrebbe rendere la possibilità di poterla realizzare nuovamente poi nel paese di origine. Invece cosa viene Non fatta? Viene fatta scusi, questa. spieghiamo ai radioascoltatori. In genere l'autopsia è un accertamento tecnico molto importante che si può fare in 360, cioè come, accertamento tecnico alla Esatto. presenza anche eventualmente dei legali della famiglia, no, o dei Sì, consulenti esatto. tecnici della famiglia. Non potendo, perché magari si è in un altro paese, giustamente spiega il medico legale che, deve essere fatta anche nel paese d'origine, giusto? Sì, ma soprattutto chi fa la prima deve fare in modo che la seconda sia possibile, perché è chiaro che Certo, invece in questo caso si verifica una cosa assolutamente incredibile, cioè una parte degli organi, che poi sono gli organi del collo, quelli più importanti, certo. non vengono inviati in Italia con
con il cadavere, ma vengono trattenuti. La maggior parte degli organi della povera Jessica vengono messi in una busta della spazzatura e messi nell'addome della stessa, tra l'altro neanche Ma sta trattati, quindi scherzando? arrivano. No, purtroppo è la verità. Arrivano praticamente in Italia, in Italia praticamente arriva una salma imbalsamata, quindi trattata, Sì, 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 pluritrattata, sì, sì. con questi organi all'interno dell'addome in Ma putrefazione. la E prima quindi autopsia cosa immagini lei, dice? Quella la che prima avrebbero autopsia fatto lì. parla di un suicidio, però il problema è che noi questa autopsia, ed è lì praticamente adesso lo Sì. snodo, noi non riusciamo ad averla. Ah, Cioè la prima autopsia non ci è stata quindi consegnata e lei non quindi può noi. dire niente di fatto sulle No, noi cause, abbiamo allora. rifatto, comunque è stata rifatta un'autopsia per Sì, quello che è stato vabbè. possibile in Eh, Italia, però lei si rende conto eh, praticamente che non certo, avendo gli organi del collo, non avendo nulla, abbiamo certo. fatto una valutazione estremamente superficiale. Però, Immagino. nonostante Sì, questa valutazione sì. superficiale, in realtà gli elementi non consoni con quello che raccontano, diciamo, i medici o comunque le autorità che hanno avuto in cura Jessica e la salma di Jessica sono abbastanza importanti. Cosa dice quindi l'accertamento che ha fatto lei pur in quelle condizioni? Allora, il problema è questo: noi l'accertamento viene fatto dall'Istituto di Medicina Legale di Bari Mm? e in qualche modo, per quello che riescono a fare, in realtà dice tutto e non dice niente. Ma le cose che noi riscontriamo sul cadavere di Jessica, importante, sono che il primo elemento incredibile è che noi parliamo di una ragazza che si sarebbe uccisa con il cosiddetto impiccamento incompleto, Sì. cioè praticamente si impicca toccando per terra. Sì, ne abbiamo Ora, parlato proprio la scorsa settimana in riferimento a Patrizia Nettis, peraltro. Patrizia Nettis, infatti, è un caso simile che seguo Mm. pure io e che Sì, lo è so. lo stesso elemento. Ora, voi dovete considerare che l'impiccamento incompleto è qualcosa di estremamente raro, Sì. il più delle volte sono in realtà degli impiccamenti simulati. Ma perché questo? Perché non si possono soprattutto verificare in soggetti giovani, perché l'impiccamento incompleto prevede che la persona abbia un completo controllo di se stesso, soprattutto se è giovane e quindi ha una forza fisica importante. Noi dobbiamo immaginare questa persona che per 5, anche 6 minuti si lascia morire tra dolori orrendi È e atroci, lunghissimo. toccando per terra, tenendo presente che quando noi arriviamo poi nella fase finale della nostra vita dell'impiccamento, gli arti inferiori tendono a muoversi da soli, Sì, quindi si creano delle oscillazioni, delle sì, convulsioni che sono non gestibili dalla persona e che nell'impiccamento incompleto tecnicamente farebbero presa sul terreno. sì, Quindi già ci troviamo di fronte a una situazione estremamente paradossale. Il solco, sì, addirittura Jessica si sarebbe uccisa con un sì, solco laterocervicale, cioè sì. quello che ci viene raccontato è di una ragazza che si appende, per farci capire con questi termini, a questo elemento di alluminio del letto, toccando per terra, e si uccide non buttandosi in avanti come sarebbe, diciamo, immaginabile Normale. per chi si vuole suicidare, ma addirittura Lateral? facendo una forza laterocervicale. Ora voi No. immaginate una persona cosciente Sì. che si suicida in questa maniera. Tra l'altro i due solchi sono entrambi ai lati, quindi è quasi comica, Come ha chiaramente fatto? non è Da tutte e comica, due lo le dico per parti. farci capire, Sì, sì. però è quasi comica perché questa ragazza si sarebbe girata su se Sì, sì, stessa, sì. perché in realtà l'elemento incredibile è che il solco nella parte posteriore, nella parte centrale, tecnicamente non c'è. Quindi noi parliamo di qualcosa oggettivamente di incredibile. Poi, se volete, Senta, poi continuo, ma lei dice, che in una situazione diciamo, normale, ma, se fosse stata drogata da qualcuno, ovviamente un tossicologico è stato fatto? è Sarebbe stato mai fatto e infatti, mentre come per Patrizia Nettis noi chiediamo l'esame tossicologico sì, perché? Perché è chiaro che certo, un impiccamento incompleto in un soggetto chiaramente dopato è sì, molto più probabile che in un soggetto che invece è certo. perfettamente cosciente. Però in Jessica noi abbiamo gli esami e la ragazza era perfettamente cosciente, cioè non aveva assunto nulla, Ecco, ma è è qualcosa di fondamentale. inimmaginabile. Sì, 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 sì.
Sì, sì, Cioè, sì. ci si rende conto? Beh, poi non ci sono le classiche lesioni del suicidio. Cioè, guardi, io mi occupo di suicidi nelle carceri da 30 anni. Noi vediamo immediatamente, ci sono delle lesioni particolari che si sviluppano sul corpo, adesso non entro nello No, specifico, che meglio sarebbe di un po' no. troppo tecnico, però voglio dire che in Jessica non ci sono. Sì, sì, E sì, poi sì. soprattutto una cosa che manca, e questa è facile anche da comprendere, sono le cosiddette lesioni del guanto e del calzino. Cioè, che succede? Sì, Quando la persona muore in posizione eretta perché si è suicidata, il sangue per un semplice sì, fatto di gravità, quindi niente certo, particolare, tende a scendere verso certo. le parti inferiori. Quindi che cosa succede? Che nei soggetti che si impiccano noi troviamo un accumulo di sangue, quindi una maggiore colorazione nerastra, perché poi chiaramente il Sì. sangue si desossigena a livello delle mani, quindi ecco perché del guanto, e del calzino, e quindi a livello dei piedi. Anche questo in Non c'è. Jessica non è presente. Considerato comunque non è presente rispetto a quello che avete visto voi, essendo stata imbalsamata. Poi non sappiamo, Sì. cioè la cosa Chiaramente. assurda è che comunque non sappiamo su quale cadavere hanno fatto l'autopsia, perché non c'è l'autopsia. Non Cioè, l'abbiamo, ed è una cosa, però teniamo presente che la procura di Bari ha fatto una rogatoria lo so, internazionale. Cioè, la lo cosa che so. diventa ancora più assurda è che in realtà non ci viene consegnata nonostante lo Stato, perché la procura è Sì, lo Stato, l'abbia certo. richiesta. Quando è stata fatta l'ultima richiesta? L'ultima richiesta è stata fatta praticamente a dicembre, ma è qualcosa che noi parliamo ormai di più di un anno fa, cioè Certo, è certo, impensabile non avere certo. E una invece relazione che rilievi, genetici, così niente, non han fatto niente? assolutamente Mh. nulla. Reperti, cioè, analisi sui reperti, quindi vestiti Ma piuttosto no, perché noi non abbiamo questa ragazza che tra l'altro è stata vestita in altra maniera, ma pure. io gliela lascio immaginare, è impalsamata, in pratica è arrivata in Italia Sì, come ho una capito, statuina. ho capito. Quindi, cioè, si rende conto che come è difficile, come è completamente contro il diritto internazionale. Cioè, Certo. noi medici legali, purtroppo capita spesso che ci siano dei Sì, sì, ragazzi che per incidenti, per altri motivi, vanno incontro al decesso all'estero, però mai si era vista un qualcosa del genere. sì. Onestamente ci sembra che Disney abbia pesato in maniera importante. In questo caso anche il rapporto con gli avvocati della Disney Mh. non è proprio facile in questo momento. Immagino. Con Mh. noi c'è anche un'amica di, Jessica che vive in Inghilterra. Buonasera Isabel, mi sente? Mi sente, mi sente? Io non la sento. No, il microfono è non si sente. Ecco, proviamo a rimetterla in chiamata. Vabbè, chiedo ancora qualcosa alla mamma. Come vi state muovendo adesso, signora Patrizia? E noi stiamo chiedendo aiuto ai giornali, stiamo chiedendo aiuto alle autorità. Mm? Sì? Io cerco aiuto alla magistratura, l'ambasciata americana, l'ambasciata italiana. Per favore, aiutateci, vi prego. Americana perché comunque, La nave faceva parte degli Stati la Uniti? nave batteva bandiera statunitense, quindi Eh sì. insomma sì, 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 sì. E invece avete mai parlato, telefonicamente, perlomeno con qualcuno, lì con cui lavorava lei? Sì, assolutamente. Io Sì, è un anno che mi sento con tutte le persone che lavoravano con lei sulla nave, ovviamente ne parlano tutti benissimo. Mi sono sentita con diciamo il capo chef di pasticceria con cui lei lavorava ed era molto, molto addolorato per quello che era successo a Jessica, era incredulo anche lui, mh. con tante amiche che No, perché lavoravano io con so lei. che c'è qualcuno anche che, ha, insomma adombrato, Sì, qualcosa esatto, cioè ci uno sono. scenario che riguarderebbe anche altre persone decedute su questo tipo di navi. Sì, praticamente, sono successi tanti casi simili a quello di Jessica, solo Ah, che la nostra fortuna nella sfortuna è quello di avere il corpo, perché in altri casi il corpo è stato gettato a perso in mare. mare, non Ah, si sa come, e quindi non c'è stata neanche la possibilità di fare un'autopsia.
Nel nostro caso abbiamo almeno il cadavere, abbiamo il corpo su cui indagare. Solo che molti ragazzi, purtroppo molto giovani, sulla nave si sono rifiutati di darmi delle informazioni, di farmi il nome della coinquilina che noi ancora oggi non conosciamo, Ma quello dovrebbe giustificandosi farlo la con la polizia, paura no? di perdere il lavoro. No, proprio che i piani alti hanno detto di non mettersi in contatto con la famiglia disertore, se no perdete il posto, venite. Cioè minacce. Sì, diciamo che loro non Sì, ce però l'hanno io detto parlo della così. procura, cioè se va alla polizia devono parlare, cioè vai tu, ok. Sì, però, la polizia pare che abbia interrogato solo il ragazzo con cui lei si frequentava, perché si vedeva spesso, insomma, con lui si sentiva spesso, in particolare anche quella sera si erano sentiti telefonicamente, e con la coinquilina. Quindi pare che la coinquilina sia stata in realtà interrogata dalla quindi ci sono polizia, queste SIT. però sì, pare che lei abbia detto semplicemente che l'ha ritrovata alle 5, 5 e mezza, quando è ritornata nella sua cabina, e l'ha trovata così. Perché lei non quindi c'era. Anche lei perché non lei non c'era. c'era, ha passato la notte fuori, sì. Abbiamo Isabel, ci sei? No, mannaggia. Pronto? Proviamo a farle riavviare Skype perché c'è un problema, oppure magari telefonare, cioè la sentiamo per telefono. Tanto siamo una radio, quindi è importante sentire le È la voci. voce. Quindi mi stavi dicendo Sì, io ho contattato davvero tante Sì. persone, ripeto, però non siamo riusciti a scoprire, perché io volevo parlarci almeno con questa ragazza, per capire se è vero che lei ha trovato il corpo di Jessica o se è stato semplicemente montata questa storia dicendo che lei l'ha trovata quando in realtà non è stato così. Poi Cioè addirittura. Sì, perché mi sembra molto strano che nessuno mi voglia fare il nome di questa ragazza pur conoscendola, perché alcuni mi hanno detto proprio: perdonami, io la conosco, so chi è, ma non posso fare il suo nome perché rischio di perdere il mio posto di lavoro. Perché lei Quindi ha paura. dal lavoro mi hanno vietato di dare informazioni riguardo la vicenda perché è sotto inchiesta. Magari questa ragazza era irregolare, non lo so, boh. No, non credo, perché lavorando sulla nave penso che debbano avere tutti i permessi, non so, lo spero. Era una ragazza di colore con le trecce, quindi sappiamo questo, abbiamo cercato di trovarla in alcune foto di Jessica, ma ovviamente stando da poco insieme, vivendo da poco insieme, non avevano foto insieme, comunque facevano 2 lavori completamente diversi, quindi avevano orari diversi. Non è che si vedevano tutti i giorni. Però consideri che noi dal telefono di Jessica, dopo che l'abbiamo avuto... Ecco, giusto, cosa diceva il telefono di Jessica? Il telefono di Jessica diceva tantissime cose che ovviamente provano che noi abbiamo ragione, che lei non si è suicidata. Ma è impossibilissimo. Qual è l'ultimo Jessica contatto che ha avuto? 4 giorni prima aveva fatto un ordine sul sito di abiti, dove aveva comprato tanti costumi da bagno, ciabattine per il mare, abiti da sera, quindi tutta una serie di cose che ci aveva detto che le servivano per partecipare alle serate di gala, perché aveva portato con sé poca roba. Quindi lei non si aspettava di vivere veramente un sogno, di fare una vacanza nel lavoro. Quindi aveva detto: sai, mi compro qualcosa perché devo stare altri 3 mesi qui, altrimenti non riuscirò a partecipare ad una serie di eventi che richiedono un dress code. Quindi ovviamente aveva comprato una serie di abiti, ma immagino. trucchi. Era anche in un posto bellissimo, tra l'altro. Dobbiamo sospendere un minuto per la pubblicità e poi torniamo. Speriamo di riuscire a chiamare Isabel, magari al telefono. Grazie. Ok. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Emilia Pérez è il vincitore ai Golden Globe per il miglior film. Vincitore di 5 premi EFA. Carla Sofia Gascon, Selena Gomez, con Zoe Saldana. Ascoltare e accettare. Emilia Pérez, un film di Jaco Diard. Al cinema.
Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre recare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci tornati, stiamo parlando di un caso veramente misterioso, pazzesco, avvenuto durante una crociera, la morte misteriosa di questa giovane donna, Jessica Disertore, 27 anni, originaria del Barese, chef di pasticceria di altissimo livello, trovata morta, non sappiamo come bene, nella sua cabina. Non sappiamo bene come perché di fatto poi, la salma è stata restituita, ai familiari e al medico legale di famiglia, però imbalsamata, quindi, cioè con diciamo, non molte tracce di quello che era avvenuto e, soprattutto l'autopsia, cioè la prima autopsia che è stata fatta a Puerto Rico non è mai stata consegnata, quindi davvero un mistero incredibile. Prima di fare un'altra domanda al dottor Bacco che, dopo chiamerò, forse siamo riusciti a, contattare Isabel che è amica di Jessica. Isabel, ci senti? Sì, salve. Ah, buonasera. Strano che non riusciamo con Skype, vabbè, comunque. Ci puoi raccontare come conoscevi Jessica? Cosa ci puoi dire insomma Sì, di questa storia? allora io ho conosciuto Jessica quando andavamo alle scuole superiori, Mh-mh. quindi più o meno 15 anni fa. Ne abbiamo passate tante insieme, ad oggi si può dire che Jessica non era solo un'amica, era una parte fondamentale delle nostre vite. E tu Era fai lo praticamente stesso lavoro di Jessica? Sei all'estero? Sì. Ah, okay. Hai fatto anche dei percorsi insieme a lei di lavoro? Io purtroppo non ho avuto la possibilità di lavorare con Jessica, Ah. ma la nostra altra migliore amica ha potuto lavorare con Jessica un paio di volte. Comunque Sì. vi sentivate sempre insomma, immagino. Sì, sì. Quando è stata l'ultima Ne volta che l'hai eravamo sempre in sentita? contatto. Io l'ho sentita il giorno prima, Ecco, e cosa t'aveva diciamo la raccontato? notte. Cosa t'aveva raccontato? Lei era tranquilla, era serena, era felice, era molto entusiasta, molto contenta dell'esperienza che stava facendo, della possibilità di aver avuto questa esperienza. Tant'è che si trovava così bene che aveva chiesto sia a me che ad un altro amico di andare lì con lei. Di raggiungerla. Sì, di raggiungerla per fare questa esperienza, per lavorare insieme anche. Quindi conoscendo Jessica, se lei avesse avuto qualche problema, anche minimo, te l'avrebbe detto. non avrebbe neanche mai chiesto a noi di spostarci. Certo. Cioè non è che raccontava di vessazioni sul lavoro, mobbing, piuttosto che e quindi tu che idea ti sei fatta? Cosa può essere sia successo? io che Gabriella abbiamo pensato la stessa cosa, che appena ci è stato detto quello che era successo, abbiamo subito scartato l'idea del suicidio. Certo, ma era impossibile. E quindi cosa può essere successo? Magari Jessica era una persona molto dedita alla giustizia. Quindi magari ha visto qualcosa, ha visto qualche ingiustizia verso qualcuno, si è messa in mezzo e lei ha avuto la peggio. Sì, sempre nell'ambito però della ciurma, diciamo, cioè tra la gente che lavorava, non tra i turisti.
No, sempre tra di Sì. loro, lei e i suoi colleghi intendo, sì. Sì. Però non ti Ehm, aveva mai detto, se ne so, c'è quello lì però che non mi piace come si comporta o no. No. Era molto tranquilla, andava d'accordo con tutti. Poi Jessica era una persona che faceva molto facilmente amicizia. Quindi Forse andava questo, tutto magari si è bene. fidata di qualcuno di cui non si doveva fidare. Può essere. Però sì, lei era veramente tanto tranquilla lì. Tu non conoscevi nessun altro che era con lei su quella nave con cui hai potuto parlare? No, perché purtroppo ogni tanto li cambiavano le persone, perché finivano i contratti, quindi andavano altre Certo. persone. Però Jessica, io non ho avuto modo di parlare con loro, però Jessica me ne parlava e mi diceva che anche quando cambiavano le persone erano sempre tutti molto tranquilli. E lei lavorava bene con tutti, non aveva problemi, uscivano, facevano serate, le serate di gala, le feste. Certo. Della sua coinquilina però non ti ha mai detto niente. La stessa cosa che ha detto alla sua famiglia, l'aveva conosciuta da Da poco. poco. Niente che mi facesse accendere magari un campanello. Sì, ho capito. Assolutamente niente. Ho capito. E adesso voi amiche, non so cosa state cercando di fare o volete lanciare un appello? Sì, noi nel nostro piccolo cerchiamo anche, magari avendo aperto delle pagine sui social, per raccontare che persona Jessica fosse, per raccontare la sua storia in modo che non passi mai in secondo piano. Noi la cosa che più speriamo è che chiunque fosse su quella nave, colpevole o non, si metta una mano sulla coscienza e dica qualcosa, perché far passare le pene dell'inferno a questa famiglia che ha tutto il diritto di sapere cosa è successo alla propria figlia. Certo, assolutamente. Nessuno dice niente, soprattutto su una nave di una compagnia che Ma avrebbe infatti, dovuto tutelarla e dovrebbe essere per bambini. sì. Mi sembra davvero assurdo e surreale. Sì, surreale, è vero. Come è surreale assolutamente proprio la vicenda invece proprio di come è stato trattato questo cadavere, dottor Bacco. Lei aveva mai visto Sì. una cosa del genere? No, non avevo mai visto una cosa del genere, però sembra che in realtà non sia un caso isolato per quanto riguarda queste crociere, perché siamo in contatto con un altro caso che si sta venendo a delineare, in cui il corpo è stato addirittura consegnato riempito di segatura. Allora, il meccanismo della gestione del cadavere lascia oggettivamente molto, molto perplessi. Cioè, si è fatto quasi di tutto per fare in modo che non ci fosse un'autopsia Tracce. completa arrivati a destinazione, poi dove la salma doveva essere tumulata. Voglio dire anche un'altra cosa, però, che nonostante questo noi siamo riusciti a riscontrare sul corpo di Jessica comunque delle lesioni da plausibile colluttazione. Interessante. Cioè, quindi sul braccio, sulle braccia, sulle gambe, anche a livello della mascella, quindi qualcosa Un anche pugno. diciamo che un pugno potrebbe essere, o comunque una forza che è stata esposta sul viso e a livello del bacino. Quindi, diciamo, perché è fondamentale ed importantissimo che ci sia questa perizia che è stata fatta poi in Porto Rico? Prima di tutto perché è corretto e la legge dice che dobbiamo vederla. Anche per capire oggettivamente queste lesioni come sono state interpretate dai medici di lì, che avevano invece un cadavere perché ricordiamolo sempre, l'autopsia, come diceva lei, è un accertamento tecnico, è un accertamento tecnico fondamentale perché il cadavere oggettivamente parla. Lo so. Cioè il cadavere dà tutte le indicazioni, lei lo sa benissimo, sì. di che cosa realmente è successo. Allora, sembra incredibile che venga trasportato un cadavere addirittura imbalsamato. Cioè, noi abbiamo cercato di fare in Italia tutto il possibile, però si La rende legge conto cosa che, dice e però? nonostante questo, dico solo questo, nonostante questo,
tutte le lesioni presenti su questo cadavere imbalsamato fanno chiaramente pensare Ci sono. che sia stato un omicidio e non un suicidio. Primo, secondo me è fondamentale il tossicologico, anche quello è fondamentale per escludere l'ipotesi suicidiaria. Questa cosa del solco è strafondamentale. Poi quello che diceva lei giustamente insomma, di come funziona un'impiccagione, un impiccamento incompleto. Poi guardi, tenga presente che l'incompleto, Sì. e questo lo dice la magistratura, noi che lavoriamo nelle carceri, quindi situazioni sicuramente particolari, quando c'è un suicidio incompleto, il primo pensiero deve essere sempre che si tratti di un omicidio. Cioè, questo lo dice proprio la magistratura, perché soprattutto se sono persone giovani, perché mentre le persone anziane, chiaramente che hanno una salute cagionevole, lei si renderà conto, la morte arriva molto prima e quindi c'è anche meno forza negli arti per potersi mantenere. Non una ragazza 5 minuti giovane, è tanto. poi 5 minuti tantissimo. dolorosissimi, questa ragazza che crea questa trazione laterale così forte tra tutti quei dolori, con i piedi per terra fino ad arrivare a morire. E tra l'altro c'è anche un elemento tecnico. L'alluminio, perché lei tenga presente che quando si fa una forza sul corpo, la forza del corpo è come se il peso si triplicasse praticamente. Quell'elemento di alluminio che noi abbiamo in questa fotografia, questo piccolo video che abbiamo, che però non ci dice nulla, fa soltanto vedere questo elemento di alluminio, non avrebbe mai retto il peso di questa forza. Tenga presente che a volte, quando abbiamo nel carcere il ferro che si trova delle grate tende a deformarsi, perché un corpo pesante scaraventato in avanti, e quindi immagini un po'. Quindi si L'elemento tratta del dolore io lo sottolineerei. quindi si tratta di staging, diciamo. Quindi secondo lei, adesso a livello astrattamente, ecco, cosa potrebbe essere successo? Allora è chiaro che l'omicidio, che sia stato volontario o involontario, questo io non posso dire, può essere preterintenzionato. appare evidente. Esatto, quindi potrebbe essere stato qualsiasi cosa, chiaramente può esserci stata una piccola qual è la causa colluttazione. della morte? Ecco, a questo volevo arrivare. Asfissia meccanica da soffocamento? Guardi, il problema è che noi non abbiamo gli organi del collo. Quindi, non avendo gli organi del collo, cioè, guardi, noi quando vediamo, ma è facile, no, da comprendere anche per chi non è del mestiere che ci ascolta, quando noi abbiamo un suicidio, noi abbiamo dei segni negli organi del collo che ci dimostrano la lesione di alcune ossa, la compressione di alcuni nervi, che quindi si crea quella cosiddetta asfissia meccanica che è facilmente dimostrabile. Però lei immagini che noi del collo non abbiamo gli organi, quindi possiamo immaginare che sia stata comunque un'asfissia meccanica per alcuni elementi che riusciamo ad individuare. Abbiamo solo 2 segni su 23. Lei immagini, su 23 segni di un suicidio noi ne abbiamo solo 2 e sono tra l'altro 2 del tutto aspecifici. Quindi possiamo ipotizzare che sia stata un'asfissia meccanica, ripeto, anche non voluta, cioè io non parlo di volontarietà, però sempre omicidio è, come lei sa benissimo. Però lei comprende che fare un'autopsia non si è mai sentito senza gli organi, tra l'altro quelli più importanti, e gli altri in putrefazione. Organi che potevano dire anche eventualmente a che ora era deceduta, perché lo stomaco, no? Assolutamente sì, gli organi potevano dire qualsiasi cosa. Lei immagini questa busta della spazzatura con gli organi in putrefazione buttata nel torace dell'addome. Cioè anche quando si fa un'autopsia bisogna avere anche il rispetto per la salma. In questo caso il rispetto, cioè, quindi ci sorge pure qualche dubbio, ma siamo sicuri che questa autopsia sia stata fatta da persone che erano anche autorizzate a farle? Perché mandare degli organi in putrefazione a distanza, cioè facendo il giro del mondo, in un soggetto imbalsamato, c'era una chiara, evidente, conclamata volontà che questa seconda autopsia dicesse il meno possibile. Quest'altro caso di cui parlava, dove è ubicato? Cioè dove la vittima? È una stessa crociera, è una persona italiano, è una persona campana. Stiamo in questo momento discutendo con la procura, la terrò al corrente di questo. Se unire... Abbiamo questo cadavere che arriva, anche questo, sempre successo su una nave Disney, arriva per una seconda autopsia con la stessa difficoltà nel realizzarla, e aperto il cadavere ci si trova la segatura dentro. Cioè,
cioè, appare evidente, guardi, cioè noi non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, appare evidente che il nome della struttura, quindi la Disney, sta fortemente condizionando le azioni legali. Cioè, è inutile che ci giriamo se pure intorno. questa è Cioè, per Disney. loro... Punto. Però voglio dire, è così potente da poter fermare l'FBI. Guardi, noi abbiamo visto anche di peggio, guardi. Lei che ha tanta esperienza in questo settore, è chiaro che poi bisogna pure comprendere che tipo di rapporti ci sono, che tipo... Certo. Guardi, però lei sarà sicuramente d'accordo con me, l'autopsia, la prima autopsia, l'analisi del cadavere è l'elemento fondamentale per forza. andare ad individuare. Per forza. Perché altrimenti viviamo di ipotesi. Sì. Poi qui voglio dire, c'è anche un altro parametro da tenere presente, che la madre giustamente potrà pure dirmi, però qui c'è un elemento risarcitorio che va valutato, cioè, Certo. che non sono soldi non dovuti, cioè la famiglia ha diritto a un risarcimento, anche perché comunque questa donna, direi. questa ragazza era comunque una dipendente. Comunque non sono lì arrivate a lavorare. richieste di signora Patrizia, non sono arrivate alla famiglia avvicinamenti di questo tipo, cioè richieste, proposte economiche per stare zitti? No. Proposte economiche no, però lì siccome nel suo contratto aveva sottoscritto un'assicurazione sulla vita con la Swiss Life, certo. più volte queste persone, ovviamente è una compagnia assicurativa della Disney, più volte queste persone ci hanno detto di mandarci il certificato di morte per chiudere la pratica, quindi per saldare l'assicurazione. E noi ovviamente abbiamo sempre rifiutato, perché il nostro avvocato ci ha detto che se dovessimo mai fornire il certificato di morte, loro non siamo più autorizzati a fare causa. Quindi infatti. dobbiamo evitare assolutamente. Però vedi, c'è stata una proposta di questo tipo, quindi non è che non c'è stata. Sì. Io però dico una cosa, ma se uno veramente si vuole suicidare, cioè mettiamo l'ipotesi assurda che fosse andata fuori di testa quella sera e avesse voluto suicidarsi, ma perché non gettarsi dalla nave? No. Dottor Bacco? Non ne ho idea. Cioè, per dire, no? Sono talmente stupidi che si stanno dando la zappa sopra il piede, non mandandoci né video, non ci stanno dando il nome del comandante, non ci danno il nome della coinquilina, non ci danno il nome del dottore che ha trovato mia figlia, né infermiere. Non ci stanno dando niente, non ci mandano l'esito dell'autopsia. Cioè, scusi, signora Patrizia, ma quindi sulla nave c'era un medico comunque, che poi è quello che ha constatato il decesso? Esatto, sì. Ma non sappiamo se è un medico vero o un medico così, perché mia figlia disse che non ci sono veri e propri medici, sono medici di pronto soccorso. Vabbè. Sì, tipo paramedici. Esatto. Sì. Bah, non lo so cosa si può fare. Noi non sappiamo se in realtà mia figlia è stata trovata alle 5. Infatti anche l'orario non si può dire. Mia figlia dopo le 2:18 non si è sentita più. Sì, certo. Cioè, mia figlia era difficile che non rispondeva. Cioè, era impossibile. Ma sul telefonino avete fatto fare una consulenza per vedere le cose? Ancora, stiamo pensando di fare una perizia, perché in casi simili di ragazzi scomparsi sulle navi da crociera, in realtà dal telefono, da una perizia, hanno trovato dei messaggi che erano stati cancellati. Detti da altre famiglie. Certo. Sì. Sì. Quindi adesso a questo punto la procura ha già fatto la rogatoria, bisogna sollecitare, non lo so, sollecitare la procura. È quello che sto dicendo io. Non sappiamo più cosa fare. Se l'ha già fatta la rogatoria, non penso che possa fare di più. A questo punto deve intervenire il governo, non so. Chiedo aiuto di non accantonare. Mia figlia deve aver giustizia. Io ho affidato mia figlia nelle mani della Disney, una nave da bambini, invece si è rivelata una nave degli orrori. Cioè, cosa ha visto mia figlia di brutto da potergli fare una cosa così brutta, da ucciderla? Cosa ha visto di così brutto?
È terribile questa cosa, è terribile. Isabel, mi senti ancora? Sì, Ci sei? sì, sì. Sì, sì, sì. Vuoi aggiungere qualcosa rispetto, non lo so, ai sogni che aveva Jessica? Oltre diciamo a volersi aprire la sua pasticceria una volta tornata in Italia, aver organizzato tutto il Natale finalmente con la sua famiglia, Jessica voleva cercare di organizzare un viaggio con Gabriella anche, perché io non essendo mai stata a Parigi, loro ci sono state, voleva farmi vedere la sua città. Voleva portarci a Disneyland perché né io né Gabriella ci siamo mai andate. Ecco. Jessica aveva avuto dei biglietti per l'entrata, quindi voleva fare anche questo. Voleva arrivare a comprarsi casa, Certo, voleva certo. in un futuro farsi una famiglia. Perché no? Insomma, uno c'ha 27 anni, c'ha tutta la vita davanti e Certo. questa cosa Era- la farete Sì. voi in qualche modo? Non lo so. In realtà ne stavamo parlando un pochino di tempo fa io e Gabriella un po' per farlo, perché sapevamo che Jessica avrebbe voluto farlo un po' per onorare quello che lei voleva, insomma. Perché noi tre abbiamo sempre detto che per non far morire per la seconda volta qualcuno, li onori in qualche modo facendo quello che loro avrebbero voluto, continui a parlarne, Certo. continui a portarli avanti in questo modo. È Grazie. quello che noi vogliamo fare e continuare a fare per lei. Grazie, Perché molto sappiamo bello. che lei l'avrebbe fatto per noi. Grazie, Quindi- molto bello. Senta, invece, signora Patrizia, lei c'è questa battaglia per la giustizia e per la verità, è un modo anche per andare avanti, giusto? Sì, è una battaglia che non smetterò mai di fare per mia figlia, mai. Non mi arrenderò mai. Io voglio sapere il colpevole perché hanno fatto questo a mia figlia. Una ragazza dolcissima, amata da tutti, è nella nostra vita, il nostro sole. Ci credo. Perché? Io voglio conoscere la verità. E voi lì nel paese, insomma, dove siete, farete qualcosa, non lo so, per onorare Isabel, non lo so. Avete in mente? Noi in realtà una tradizione che abbiamo deciso di portare avanti, diciamo, nel nostro piccolo, ogni tanto organizzarci io e Gabriella, metterci a vedere un film con una coppa gigante di popcorn, perché Jessica diceva i popcorn si possono mangiare, non fanno ingrassare. E quindi fare questa cosa, quello che abbiamo fatto per esempio il giorno del suo compleanno l'anno scorso è stata riunirci, diciamo mangiare cornetto e cappuccino. No, vabbè, spegnere la candela no, intendevo, chiedevo più alla mamma e alla sorella, insomma, qualcosa a Trigiano, non lo so, un evento, qualcosa per sensibilizzare, Magari insomma, l'opinione se pubblica, riusciamo ecco. ad avere la possibilità di parlare della sua storia, di parlare di lei. Infatti. C'è in realtà una biblioteca a Trigiano vicino casa Sì. nostra. Se ci danno la possibilità di organizzare un evento sarebbe bello. Sì. E dottor Bacco, allora a questo punto la A questo palla, punto la palla a chi passa? bisogna lottare, dobbiamo aspettare perché prima o poi sicuramente succederà che qualche documento arrivi, Certo. e anche per evitare quello che potrebbe essere chiaramente un problema di natura anche internazionale. Io ho detto in altre occasioni
non è che si può nascondere quando la procura, ripeto, che quindi è lo Stato che fa una richiesta e tra l'altro la fa con tale decisione, con tale convinzione e soprattutto la fa 2 volte, è inevitabile che ci sia una risposta. Sulla base di quello, chiaramente, a quel punto la procura avrà tutte le autorizzazioni per agire in proprio, quindi per confrontarsi con chi c'era. Ma guardi, lì per esempio, giusto per dire quella cosa che potrebbe dire una sciocchezza, ma non lo è, i video della nave. Cioè noi potremmo attraverso i video della nave sapere se in quella cabina era sola oppure no. Cioè, voglio dire, sembra proprio un ostacolo incredibile a quella che è l'accertamento della verità. Ora, è chiaro che la madre, la famiglia abbia un trasporto importante, perché non sapere cosa succede a una ragazza così giovane è qualcosa di incredibile, ma in questo caso ci troviamo di fronte alla beffa assoluta, cioè mancanza di verità, una verità compromessa, un caro omicidio che viene fatto passare per suicidio, nessun tipo di risarcimento. Quindi sembra proprio che ci sia, in questo momento sembra quasi di lottare, noi siamo quelli deboli e c'è questo contro i mulini a elemento vento. americano, la Disney che ci tratta, e quasi insomma ci mortifica e ci sbeffeggia. Volevo dire una cosa importantissima quando lei prima ha detto, ma le pare che una persona che si voglia suicidare si suicidi così? E questo è l'elemento che potrebbe far ragionare un po' tutti, cioè quel tipo di suicidio, come ce lo vogliono far passare, è quello più improbabile, ma soprattutto quello più doloroso e più difficile da realizzare. Cioè non ci convinceranno mai che una ragazza di quell'età, indipendentemente che si possa tentare di suicidare in quella maniera. Ma no, ma Quindi piuttosto ti appare evidente prendi, che non è così. non lo so, ti prendi le medicine o ti butti dalla nave, non lo so, ma Ne vediamo tanti, è insomma, assurdo, guardi, io le posso dire che di suicidi, di impiccamenti incompleti, ragazzi giovani, noi reali non ne abbiamo mai veramente visti, tranne soggetti chiaramente drogati oppure con patologie particolari. Vabbè, certo. Va bene, cioè va bene, mica tanto. Comunque, magari ci torneremo su questa storia sicuramente. Speriamo di riuscire ad avere una risposta attraverso le procure, altrimenti, signora Patrizia, un appello a chi lo vuole fare? A Trump? Facciamo un appello a Trump. Esatto, Magari. esatto. Perché no? Magari attraverso la nostra premier. Esatto, la Meloni, Mattarella, Perché che ci no? aiuti. Sì. Magari loro hanno il potere di arrivare dove noi non siamo arrivati. Loro hanno più la possibilità. Non va dimenticata mia figlia. Non va dimenticata. No, questo perché no. come lei sono morti altri ragazzi e ragazze su queste navi. È pazzesco sta cosa, è pazzesco. Perché devono passarla liscia? Io quello non riesco a capire. Perché sono navi? Cioè, non lo so. Ma anche per tutti gli altri ragazzi che vogliono andarci, possono incorrere in una cosa del genere, cioè non è normale. Parlo per i figli, i nipoti di chiunque che magari vanno per lavorare e si ritrovano così, cioè non è assolutamente. Cioè mia figlia era stata contattata già da 3 anni, come se era l'unica sopravvissuta. Era già stata contattata dalle risorse umane da 3 anni prima e mia figlia non voleva andare, rifiutava sempre. L'ultimo anno vabbè, lei aveva deciso di andare perché proprio come ultima cosa, perché certo, è un'esperienza diversa da stare nei grandi ristoranti, nelle grandi pasticcerie, insomma, sulla terra, provare una volta, sì. Il destino è stato crudele, però vabbè, questo è un destino che sicuramente qualcuno non è un destino. Non è il destino così, ma poi il destino così non esiste, guardi, secondo me. No, esatto, sono con te, c'è sempre qualcuno che... Concordo con lei. Va bene, allora ci diamo appuntamento insomma alla prossima novità. Grazie a Isabel. Cosa fai in Scozia, Isabel? Raccontaci. Io sono venuta qui, lavoravo in cucina e ora sono un pochino dietro al bar di un ristorante. Ok, va bene, allora in bocca al lupo, è sempre Grazie. difficile insomma stare in un paese straniero, però può essere anche molto stimolante. E saluto Patrizia, la sorella di
di Jessica, il dottor Bacco ovviamente, e poi ci diamo Grazie mille. appuntamento ad Grazie a un'altra voi della volta. possibilità. Grazie, Grazie. grazie mille a tutti. Buonasera. Avete ascoltato Giallo Radio Club,